Ciao, oggi parlerò di come si vota, cioè dell'importanza della preferenza e della novità di quest'anno che è il voto di genere. Allora, abbiamo detto la volta scorsa che quest'anno abbiamo 7 candidati sindaci, ciascuno sostenuto da alcune liste, che possono essere una o più di una. La modalità con cui sono state fatte queste liste, immaginate ne prendiamo una a caso, più mele per tutti. Allora è un numero di persone che si candidano e che deve essere compreso tra 16 e 24 consiglieri e un terzo almeno deve rappresentare uno dei due sessi. Quindi su 24 consiglieri candidati, almeno 8 devono essere donne, per esempio, o uomini. Lasciamo stare cosa ne penso io di questa cosa che da donna obiettivamente mi fa sentire un panda, perché non è possibile che io possa essere stata magari infilata all'interno di una lista solo perché bisogna rispettare il numero minimo. Preferirei che essere scelta perché sono brava, non certo perché sono di un sesso diverso dall'altro e che quindi bisogna rappresentare entrambe le proporzioni. Però lasciamo stare, questo è un mio pensiero. Allora, all'interno di questa lista, come vedete, ci possono essere più persone diverse. Cosa significa esprimere una preferenza? Allora, esprimere una preferenza significa, oltre a mettere la X sul logo della lista che si vuole votare, significa anche scrivere un cognome, un nome e un cognome di una persona ben specifica. Che valore ha questo nome e cognome specifico? Nel momento in cui a votazioni fatte una lista dovesse aver preso un certo numero di voti, per cui in percentuale rispetto a tutte le altre liste esprime ad esempio, facciamo finta, 5 possibili consiglieri, quei 5 possibili consiglieri saranno scelti a seconda di quante preferenze ciascuno di loro è riuscito a collezionare, cioè più qualcuno ha avuto persone che hanno scritto il suo cognome, più questa persona all'interno della lista va verso i primi posti, per cui se vengono per esempio espressi 5 consiglieri e lui è in questi primi 5, ecco che entra a far parte del consiglio comunale. Ecco perché è importante scrivere il cognome, il nome e il cognome di una persona, perché tra tutte le persone di una lista identifichi proprio quella che vorresti tu che eventualmente diventasse consigliere. Allora immaginiamo, tornando alla nostra simulazione, che il nostro candidato Nano Dotto abbia due liste che lo sostengono, che io magari preferisca questa lista, più mele per tutti, e dovrò scrivere il cognome del mio candidato preferito. Quest'anno c'è una novità, nel senso che proprio per questa cosiddetta parità di genere, da quest'anno è possibile esprimere non solo un cognome, bensì due cognomi, l'importante è che siano uno di un maschio e uno di una femmina e tutti e due all'interno della stessa lista. Quindi, nella mia lista, più mele per tutti, io potrei voler premiare la bravura magari di Archimede Pitagorico e l'esperienza di Nonna Papera e quindi scrivere all'interno della mia lista, faccio una X su più mele per tutti e poi scriverò Archimede Pitagorico e Nonna Papera. In questa maniera, se la lista più mele per tutti riesce, in base ai voti che ha ottenuto, a esprimere un certo numero di candidati, posso sperare che Archimede e Nonna Papera vadano in consiglio comunale. Tornando a noi, ovviamente questo gatto, vabbè, questo è ovviamente il mio video, quindi tornando invece alla realtà, se volessimo premiare Andrea Zonta come possibile candidato sindaco, potete barrare la X su Bassano Congiunta e scrivere Brunelli, che poi è anche il mio cognome, vedete qua, no? Mi sono fatta la magliettina, Brunelli, e poi avete uno spazio per poter scrivere il cognome di un altro
mio compagno di lista, scelto tra i maschietti. Tutte le nostre faccine le potete vedere anche sul sito www.bassanocongiunta.it. Vedete i candidati. Per esempio, se conoscete qualcuno, magari perché è vostro amico o vostro parente, perché lo conoscete bene e volete premiarlo, potete scrivere il suo cognome e ovviamente anche il mio.